Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. Oggi martedì grasso, resteremo in onda fino alle 14 in diretta con la prima edizione per poi lasciare spazio appunto dalle 14 alla nostra lunga diretta dedicata alla trasmissione del Carnevale di Treviso con la sfilata dei carri che partirà dalle 14 e 15 da Piazzale Burchiellati, ma ne parleremo ampiamente nel corso del nostro telegiornale. Come sempre molte le notizie di cronaca di questa prima edizione e gli approfondimenti che affronteremo nel corso del notiziario. Ma cominciamo subito con la cronaca dalla provincia di Treviso con una notizia davvero inquietante. Ve l'avevamo già anticipata nel TG di ieri sera, non appena se n'è saputo qualcosa, oggi siamo andati a verificare perché è davvero sconcertante quanto accaduto nel cimitero di Ponte della Priula. Siamo nel comune di Susegana, dove è stata profanata la tomba di una giovane morta 10 anni fa. Ecco, state vedendo la fotografia dell'oculo che è stato appunto profanato ed è giallo proprio perché si stanno facendo varie ipotesi, dal nascondiglio forse di stupefacenti o di altre sostanze o ancor più diciamo allarmante quello di riti satanici. Ma per saperne di più ci colleghiamo subito in diretta con la nostra Edi Calimanna. Buongiorno Edi. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Siamo fuori dal cimitero di Ponte della Priula, il cimitero dove, hai detto bene, in queste ultime ore è stata profanata la tomba di una giovane donna, 35 anni, è stata trovata ieri sera da un'amica della donna, della famiglia, che ha subito avvisato la madre che incredula è venuta ad accertarsi di questo fatto. Sono stati avvisati i carabinieri, c'era la lapide a terra, non era rotta, però era appoggiata a terra insieme a quella di una signora, una zia di un fedele che era qui poco fa e che ci ha raccontato di aver visto anche lui ieri quella scena che l'ha talmente spaventato al punto di essere scappato, insomma. Oltre alla lapide per terra c'era anche la bara divelta e non si capisce questo come possa essere successo. Ci si sta domandando, anche qui abbiamo sentito moltissime persone questa mattina che incredule sono venute a vedere i propri cari, ad accertarsi che tutto fosse a posto. Questa giovane donna è una famiglia conosciuta in paese che abita tra Ponte della Priula e Vittorio Veneto. Ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri. Questa mattina la lapide era tornata al suo posto, non era stata danneggiata né distrutta, semplicemente rimossa dal suo posizionamento. Si trova in una zona molto defilata rispetto al cimitero, un cimitero molto grande e in corso di ingrandimento. Questa lapide, tra l'altro, era la tomba della ragazza, è in un posto che si trova diciamo a nord-ovest del cimitero e è molto vicino al muretto di recinzione che, grazie a Nicoletta Rizzetto, vi possiamo far vedere, che cinge tutto il cimitero, un muro molto alto, ed è stata trovata a quanto pare anche una scala che probabilmente è servita a chi è venuto a profanare questa tomba per entrare e uscire quasi sostanzialmente indisturbato. Attorno a noi vediamo i campi che costeggiano tutto il perimetro del cimitero, c'è un frutteto dietro il muro di cinta di questo cimitero vicino alla tomba della ragazza, quindi non c'è illuminazione neanche in quella zona del cimitero. Tante persone questa mattina ci hanno detto io sono venuta qui per accertarmi che il mio caro, la mia cara che sono sepolti qui stessero bene, in qualche modo crediamo insomma che sia un luogo sacro e che cose del genere non possano succedere in qualche modo.
Noi, Marta, siamo state nel luogo prima e tra l'altro abbiamo notato che è una zona estremamente defilata. Le persone ci hanno detto: qui se dovessi venire di sera a portare un fiore al mio caro non ci verrei. Una signora prima ci ha anche raccontato che stamattina è venuta qui tremando perché ha detto: non so cosa avrei potuto trovare se non avessi visto che c'eravate voi o comunque delle altre persone all'interno del cimitero, non sarei mai venuta. Aveva un fiore in mano questa signora da portare a suo marito defunto. Marta, se sei d'accordo, io ti farei sentire appunto le voci delle persone che abbiamo sentito questa mattina. Sentiamo. È una cosa disumana, io dico, cioè una cosa che proprio non ci sta, non lo so neanche il perché. Sì, che pongono tutti delle domande. Profanare una tomba è una cosa molto difficile, cioè difficile da capire, non so neanche io cosa dirle. Malvagità, non si sa cosa posso credere una roba del genere. Non sanno della vita cosa che vogliono. Volevano nascondere delle cose? Ah, non so, là le robe molto delicate che si arrangiano lì. Diciamo che in questa gioventù penso che sia, perché non penso sia una persona della nostra età, ma questa gioventù non sa più cosa fare per passare il tempo. Vede che siano giovani. Sono delinquenti perché sarebbe forse poco anche. Allucinante, non ho parole, sono cose che non possono esistere. Una cosa bruttissima, perché non lasciano in pace neanche i morti. Non lo so, non saprei che dire di questa cosa. Tra queste persone c'è anche il sindaco, ovviamente molto scosso dalla vicenda, non se la sentiva questa mattina di venire qui, ma lo sentiremo tra poco anche per capire se ha sentito la famiglia e capirne l'umore. Marta, da Susegana io restituirei la linea allo studio. Grazie Edi per questo collegamento, a te e alla collega Nicoletta Rizzetto per la collaborazione tecnica. Quest'oggi ci sono anche altre due notizie di cronaca importanti delle quali vi riferiremo tra poco. Una ci arriva da Mestre ed è davvero inquietante quanto accaduto ad un ragazzino di appena 13 anni che all'uscita di scuola, mentre si trovava nel parco della Bissuola, è stato aggredito da dei ragazzi, da una baby gang di ragazzi. Tra poco la collega Anna Maria Parisi ci racconterà che cosa è successo. L'altra riguarda no, fatemi capire dalla regia se ce l'abbiamo in collegamento oppure se dobbiamo andare a Padova. No, è caduta la linea. Ecco, vedo invece nel monitor che abbiamo in collegamento da Padova, da Prato della Valle, Valentina Visentin, perché nel Veneto continua la mobilitazione dei trattori con gli agricoltori che ormai da parecchi giorni stanno manifestando in tutta Europa. Giovedì è previsto l'arrivo appunto proprio a Padova. Ci aggiorna Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Prato della Valle. È qui che dovrebbe arrivare, che era prevista l'arrivo giovedì della manifestazione degli agricoltori, ma visti i numeri che si attendono qui in città a Padova, come era stato per Rovigo la settimana scorsa, dove i numeri erano stati davvero imponenti, con oltre 900 trattori che hanno attraversato la città, anche giovedì i numeri saranno dei buoni numeri, perché le adesioni sono arrivate da tutto il Veneto e anche da fuori regione, quindi è verosimile che forse per motivi di sicurezza e anche di migliore gestione del traffico cittadino giovedì mattina la manifestazione possa essere spostata da Prato della Valle in un luogo più agevole per il traffico cittadino, e potrebbe essere addirittura la zona dello stadio Euganeo, questo per consentire ai trattori di manifestare e quindi di portare anche qui a Padova le ragioni della protesta, una protesta che sta attraversando, che è arrivata a Bruxelles, sta attraversando l'Europa
ed è arrivata anche a Roma. Numerose sono le istanze degli agricoltori, dal costo del gasolio allo stop dell'IRPEF, così come la tutela dei costi dei prodotti, perché ovviamente il prezzo a cui viene pagato loro il prodotto che poi viene messo in vendita è molto inferiore rispetto poi ai costi che invece gli agricoltori sostengono per la produzione. Tutelare l'agricoltura è la tutela del consumatore, lo hanno ribadito questa mattina alcuni degli agricoltori che protesteranno qui a Padova giovedì, li abbiamo sentiti, si stanno preparando, il loro intento non è certamente quello di creare disagio, anzi hanno detto abbiamo raccolto la solidarietà di tantissime persone, perché insomma la protesta sta veramente riscuotendo la solidarietà di tanta gente, perché si sente vicino a istanze degli agricoltori. Io da Prato della Valle, dove appunto era previsto l'arrivo dei trattori giovedì, ma come dicevamo resterà qui a Padova, ma si sposterà verosimilmente verso la zona dello stadio Euganeo, io vi lascio facendovi sentire le dichiarazioni che questa mattina ci hanno fatto gli agricoltori padovani che parteciperanno giovedì alla manifestazione. Da Prato della Valle è tutto, restituisco la linea allo studio. Le spese sono alte per noi e il ricavo è proprio il minimo per neanche sopravvivere. A me interessa dignità al mondo agricolo e essere liberi di lavorare. Voi volete far conoscere, far capire alla gente la vostra protesta, che non è una protesta solo vostra, ma che riguarda tutti noi e quello che portiamo nelle nostre tavole. È verissimo, noi ci siamo mobilitati per far capire alla gente comune, non solo agli addetti ai lavori, alla gente comune, quello che fa l'agricoltore, perché altrimenti ci dimentichiamo, corriamo in macchina, guardiamo il cellulare, non guardiamo più il lato delle strade. Ci rendiamo conto solo quando andiamo al supermercato e guardiamo i costi. I costi che troviamo alla vendita e all'acquisto sono un divario enorme. Noi produciamo prodotti di qualità, produciamo prodotti sani, si parla di green. Quando si parla di green è un insieme di cose che deve essere ben spiegata, perché il verde non è solo non buttate veleni, pesticidi, che pesticida non è neanche un termine esatto, perché si parla di fitofarmaci e di antibiotici per gli animali. Vorrei fare un appunto anche su questo. Per quanto riguarda gli antibiotici e i fitofarmaci che usiamo, abbiamo dei regolamenti che sono molto stretti. Siamo controllati, abbiamo tesserini. Chi non ha il tesserino e quindi non si aggiorna, non può neanche usarli. Quando si parla che la gente, l'agricoltore distrugge, inquina, ma non è vero. L'agricoltore vive sulla terra, ama la terra, ce l'ha nel sangue la terra. Non può distruggere, non può, perché è il suo essere, il suo vivere. Vi aspettate un po' di solidarietà delle persone? Noi abbiamo fatto diverse manifestazioni, abbiamo visto che la gente quando passiamo con i trattori ci applaudono, ci fanno bravi, andate avanti, ci incoraggiano perché comunque ognuno mangia, ognuno va al supermercato, cioè la vita viene dalla terra. E continuiamo con la cronaca, ritorniamo in provincia di Treviso perché caccia ai banditi che hanno fatto irruzione in un'abitazione a Fontanellette di Fontanelle, dove i ladri hanno minacciato madre e figlio con una pistola. Indagano i carabinieri. A me no, a mio figlio sì. A suo figlio hanno puntato la pistola? Sì, perché volevano i soldi, ecco, e basta. Cioè, dopo quando hanno preso i soldi sono andati via. No? Nessuno al momento può sapere se quella fosse un'arma vera o giocattolo. Quello che è certo è che è stata brandita per incutere timore e arrivare dritti al bottino. Sono le 21:30 circa di sabato sera in questo gruppo di case tra i campi a Fontanellette di Fontanelle. Lenis Baseotto, 65 anni, si trova all'interno della sua abitazione al piano terra con il figlio 35enne. Io ero in cucina, stavo lì
e quindi ho sentito un rumore, hanno rotto il vetro. Questione di pochi secondi e qualche metro, la donna cambia stanza per capire cosa è successo, inizia l'incubo. Loro stavano entrando da questa finestra, io li ho trovati in camera da letto, tutti e 3. Erano travisati? Sì, erano travisati, avevano il passamontagna, i guanti, scarpe a ginnastica, pantaloni scuri, anche tutte da mimetiche, insomma, ecco. Che accento avevano? Un accento straniero, però non so di preciso di che tipo, se forse dell'est, però non sono proprio sicura. L'Enis si trova quindi faccia a faccia con un comando, è lei stessa ad attirare l'attenzione del figlio che accorre, sono attimi concitati e c'è poi quell'arma che incombe su di loro. I 3 delinquenti si fanno così consegnare le chiavi di una piccola cassaforte dove si trovano dei contanti e dei monili, ricordi di una vita. E noi siamo stati lì seduti, anche perché c'era uno che ci guardava, ci controllava, quindi si poteva... Non vi hanno messo le mani addosso? No, assolutamente no. No, ci hanno detto star tranquilli e basta, non c'era niente. Ma come si fa a star tranquilli in questi Si cerca, bisogna, perché d'altra parte cos'è che fai? Niente, non puoi fare niente. Il bottino alla fine ammonta a circa 2.000 euro, con la banda che si dà alla fuga a piedi. Non è escluso che ci fossero altri complici ad attenderli. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Fontanelle con il nucleo operativo della compagnia di Conegliano, ma per la signora Lenis la speranza è soltanto una. Speriamo che non tornino più che altro, ecco. E prima di questa rapina, i ladri hanno fatto irruzione anche nella casa del cognato adiacente, creando il caos. Per fortuna non me li sono trovati davanti, ci ha raccontato Costantino Dalbò. Sentiamo le sue parole. Per fortuna che eravamo via. Perlomeno non li ho visti come mia cognata di qua, che lei se li ha trovati davanti e con un'arma puntata anche. Non so a questo punto come siamo arrivati. Parla nonostante tutto di fortuna Costantino Dalbò, perché sabato sera nella sua casa di Fontanellette non c'era nessuno quando i ladri hanno fatto irruzione. Non ha subito quindi la sorte toccata poco dopo a cognata e nipote, vicini di Pianerottolo, che i delinquenti se li sono trovati davanti. Restano però l'amarezza e la paura, oltre ai danni materiali e al caos, come documentano queste foto scattate al rientro. Sono entrati da una finestra con il solito buco, trapano e basta. E cosa vi hanno portato via? Degli orologi e soldi, no, niente, perché a parte che non ne abbiamo più in casa. Soldi, 2 catenine d'oro e orecchini e il disastro in casa. Terra, perché sono venuti penso dai campi. Dopo io sono andato a vedere, ma non si riesce a vedere da dove sono entrati. Il sospetto che il comando sapesse dove colpire, il signor Dalbò ritorna con la mente a un episodio dell'autunno scorso. Noi abbiamo avuto una segnalazione fine ottobre, primi di novembre. Eravamo distesi sul divano e ci è arrivato dentro un fascio di luce. E dopo io sono uscito, però non ho più visto niente. Alla famiglia Dalbò ha portato la sua solidarietà la sindaca Sessolo. Proprio in queste settimane l'amministrazione sta approntando il nuovo sistema di videosorveglianza. Furti, soprattutto anche qui nella zona dell'Opitergino Mottense e anche a Oderzo qualche giorno fa, ne stanno accadendo, ne stanno succedendo, però ecco, c'è una dinamica come questa, ecco, in questi giorni è la prima che sentiamo ed è ovviamente un fatto che ci ha scosso e che ci scuote ovviamente. Bisogna che il governo nostro prenda qualche provvedimento, perché così non si può andare avanti. No, perché sono stati qua da me, ma per tutte le famiglie si può andare avanti così. A casa tua ti vengono dentro e non puoi fare niente. Perché anche se fai qualcosa, dopo cosa fanno? Vai in mezzo a te. E loro sono liberi, tranquilli. Loro non hanno niente da perdere, loro ti fanno tutto.
Ed ora andiamo a Mestre, ci colleghiamo al telefono con la nostra Anna Maria Parisi, perché come vi dicevamo in apertura di telegiornale c'è stato un altro gravissimo episodio che ha visto protagonista una baby gang che ha aggredito un ragazzino di appena 13 anni all'uscita di scuola. Anna Maria, ci sei? Buongiorno. Pronto? No, è caduta la linea, allora adesso tra poco ci ricollegheremo con Anna Maria Parisi. A proposito di baby gang, vi ricordo anche quello che è il tema del nostro sondaggio di oggi, come ogni lunedì e martedì, ormai lo sapete da tanto tempo, no? È un sondaggio che vi proponiamo e al quale poi daremo risposta nel corso della nostra prima serata, dell'approfondimento di prima serata Ring. Ebbene, parleremo di sicurezza, furti e baby gang, più poteri ai sindaci. Questo dunque è il tema al quale vi chiediamo di rispondere, come sempre con una chiamata gratuita. Se per voi la risposta è sì, fate uno squillo allo 0422 162 6691, se per voi la risposta è no, uno squillo gratuito al 0422 162 6690. Questi sono appunto i numeri, il risultato del nostro sondaggio poi questa sera nel corso di Ring in onda a partire dalle 21. Peraltro vi ricordo anche quello che è il risultato del sondaggio lanciato ieri, che era quello relativo alla pista da bob di Cortina. Eccolo qua, lo vedete nella grafica, meno 2 anni alle Olimpiadi, giusto fare la pista da bob. Ebbene, il risultato è stato davvero sul filo di lana, 55,2% di sì e 44,8% di no, per quanto riguarda appunto la contestata costruzione della pista da bob in vista delle Olimpiadi di Cortina 2026. Non c'è ancora Anna Maria Parisi, per cui noi continuiamo con la cronaca, relativamente ad un'indagine della Guardia di Finanza di Treviso che ha portato alla scoperta di una consistente evasione fiscale ad opera di un dentista con studio nella Marca trevigiana. Peraltro il professionista utilizzava un sofisticato software con 2 contabilità parallele, quella ufficiale e quella in nero. Un'evasione davvero consistente, oltre 400.000 euro di incassi non dichiarati, e il dentista ora, oltre ovviamente a pagare le imposte evase, dovrà anche sborsare altri 300.000 euro circa di sanzioni. Sentiamo. Il meccanismo era molto semplice. Ai clienti proponeva uno sconto se il pagamento della prestazione professionale veniva effettuato in nero anziché con regolare fattura. Uno sconto che doveva essere abbastanza consistente, visto che i pazienti, rinunciando alla fattura, rinunciavano anche alla possibilità di detrarre la spesa sanitaria dalla dichiarazione dei redditi. Già, perché il professionista in questione è un noto dentista con studio medico in provincia di Treviso. Con questo sistema negli anni il dentista era riuscito a nascondere al fisco incassi consistenti. Con riferimento agli anni d'imposta dal 2017 al 2022 non ha dichiarato compensi per 408.000 euro e ha invece contabilizzato costi indeducibili per ulteriori 285.000 euro, per una complessiva base imponibile sottratta a tassazione pari quasi a 700.000 euro. Singolare e sofisticato il metodo utilizzato dall'odontoiatra per nascondere gli incassi non fatturati. Abbiamo scoperto che il software che l'odontoiatra utilizzava per gestire gli appuntamenti con i clienti, le schede mediche
e le fatturazioni veniva invece utilizzato per di fatto tenere una doppia contabilità. A fianco della contabilità ufficiale, il professionista ne aveva un'altra, ovviamente non esibita nel corso del controllo, nascosta nel gestionale dello studio ed individuata dalle fiamme gialle. È stato così ricostruito il reale volume d'affari del dentista, con un totale di imposte evase tra IRPEF e IRAP di 330.000 euro. E di merito alla notizia relativa all'odontoiatra, appunto, che avete appena sentito, accusato di evasione fiscale dalla Guardia di Finanza di Treviso, interviene la sezione trevigiana di ANDI, principale sindacato di categoria dei dentisti italiani. Caso isolato, una mela marcia che danneggia l'immagine di tutta la categoria, dicono i dentisti. Benvengano i controlli da parte degli enti preposti, in questo caso da parte della Guardia di Finanza, dice il dottor Dario Danella, presidente di ANDI Treviso. Siamo favorevoli alle verifiche finalizzate ad individuare e punire chi compie degli illeciti. Ed ancora cronaca dal Trevigiano, con una terribile tragedia che si è verificata a Casella d'Asolo. Un ragazzo di 18 anni è stato trovato morto dal papà nella cucina di casa, molto probabilmente è stato stroncato da un infarto. Sentiamo. Momenti concitati questa mattina in via Marquai a Casale d'Asolo. Uno studente 18enne, Adel Alvarez, si è sentito male mentre si trovava in cucina. A trovarlo ma incosciente il papà, che ha immediatamente lanciato l'allarme al suo M118. Il genitore ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Sul posto è arrivata anche l'automedica con infermiere e medico di Pedemontana Emergenza e l'elisoccorso da Treviso con l'equipaggio completo, che è atterrato in un campo vicino a via dell'Artigianato a Casale d'Asolo. Per 25 minuti medici ed infermieri hanno tentato di rianimarlo, cercando di strapparlo alla morte. Purtroppo il cuore del 18enne non ha più ripreso a battere. Ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso del giovane. Nell'abitazione, stravolti dal dolore, il papà e la mamma, che si è sentita male ed è stata trasportata in ospedale. Il ragazzo di 18 anni, studente, originario di Santo Domingo, viveva in un'abitazione in un quartiere residenziale. La notizia ha subito iniziato a girare. La comunità, i vicini e gli amici del ragazzo sono sotto shock per questa tragedia. E profondo cordoglio questa sera, ieri sera l'ha espresso il direttore della scuola Fondazione Opera Montegrappa di Fonte, il CFP frequentato dal giovane. Siamo sconcertati e affranti dal dolore per la perdita di un altro nostro allievo, dice Andrea Mangano, dopo quello che nei giorni scorsi ha coinvolto in un incidente stradale Timothy Dalbello. Adez Alvarez Hernandez, continua il dirigente scolastico, lo ricordo come uno studente educato e tranquillo che frequentava il secondo anno di operatore servizio alle vendite. È una perdita incolmabile per la nostra comunità scolastica. La sua morte improvvisa è un tragico evento che lascia tutti noi senza parole. In questo momento di dolore esprimiamo la nostra più sincera vicinanza a tutta la famiglia del ragazzo. Ed ora ancora cronaca con gli ultimi aggiornamenti delle indagini relativamente alla rapina della scorsa settimana all'oreficeria Valenza del Vale Center di Marcon. Gli inquirenti hanno ritrovato una rice trasmittente che forse è stata persa da uno dei malviventi durante appunto il colpo. Rice trasmittente che potrebbe fornire elementi utili all'eventuale identificazione dell'uomo qualora vengano fermati dei sospetti. È una delle tante piste che si stanno seguendo in queste ore, nelle quali rimangono comunque ancora aperti molti interrogativi sull'assalto. Il filmato rubato con un cellulare durante il raid li ritrae freddi e decisi, come probabilmente solo un gruppo di professionisti saprebbe essere, mentre rapina la gioielleria di un centro commerciale affollato. Eppure anche il comando che il 7 febbraio ha impiegato circa 2 minuti per rubare preziosi per oltre 300.000 euro dalla Gioielli di Valenza al Vale Center di Marcon potrebbe avere commesso un errore decisivo. Se infatti la piccola rice trasmittente, che pare essere stata rinvenuta nel negozio e appartenuta ad un membro della banda, potrebbe offrire dettagli preziosi alle indagini dei carabinieri.
Non è certo la prima volta che in colpi così organizzati le comunicazioni tra chi è dentro e chi è fuori avvengono con queste apparecchiature, e anche se l'utilizzatore della ricetrasmittente avesse osservato l'accortezza di indossare sempre dei guanti per evitare di lasciare impronte digitali, un contatto con un'altra parte del corpo, come l'orecchio o la bocca, potrebbe bastare ad aver lasciato una traccia di DNA tale da tradirne l'identità. E questa comunque è solo una delle piste che stanno battendo gli inquirenti. I nodi da chiarire rimangono tanti, dalle modalità della fuga, per le quali si stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere che monitorano il traffico, al raffronto con altri colpi dalle caratteristiche simili avvenuti in altre località del nord Italia, o ancora le piste dei ricettatori che possono aver messo le mani sul bottino, o l'origine di armi di grosso calibro tutt'altro che facili da reperire. Ed ancora cronaca dalla provincia di Treviso, torniamo a Carbonera, dove ormai da settimane imperversa una banda di baby bulli che sta creando non pochi problemi con atti vandalici. Dopo gli episodi che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, nelle ultime ore ce n'è stato un altro. Vedo che abbiamo in collegamento Skype la nostra Anna De Roberto da Mignagola. Anna, buongiorno. Eccoci Marta, buongiorno a te telespettatori. Siamo a Mignagola, quella che vedete alle mie spalle è una casa di via Carducce, è stata l'ultima abitazione presa di mira da questi vandali che ormai pare siano particolarmente conosciuti dal quartiere. Con me c'è proprio uno dei residenti che è una delle vittime di quanto accaduto. Non si tratta di danni che poi ammontano a diciamo somme così considerevoli, perché si tratta di piccole basculanti piuttosto che luci che si trovano all'ingresso delle abitazioni per illuminarle, quindi stiamo parlando di danni dai 100 ai 150 euro, ma c'è una rabbia di fatto che sta montando qui a Mignagola, perché questi atti di vandalismo arrivano puntuali ogni 10 giorni ed è un fenomeno che lei ci può testimoniare, giusto? Soprattutto di notte, perché giustamente qualcuno controlla di giorno, ma eventualmente qua devono fare qualche cosa per vedere la notte, più che altro, perché sono loro che vanno in giro di notte. Proprio adesso questi giorni hanno spaccato questo faretto qua sul cancello. Qualcuno ha avuto anche problemi sulle ruote delle macchine perché sono stati tagli così. Quindi, piccoli diciamo gesti che però danno fastidio, giustamente. Che danni avete subito voi? Noi abbiamo subito da vicino appunto la luce spaccata del cancello, qualche mattoncino rotto della cancellata, qualche altro qualche gomma bucata, insomma dei danni piccoli, perché mentre uno cammina, i ragazzi, poi i bivacchi che ci sono, io continuo a togliere col cane, vado nel parco e trovo sempre birre, avanzi, io cerco di tenere un po' giustamente pulito perché sono i bambini, no? Quindi voi vi siete trasferiti da poco? Da poco, sì. Sapevamo che la zona era tranquillissima, ma in realtà lo è, però ci sono poi ci sono questi momenti di ragazzini, perché da quello che abbiamo capito sono 3-4 ragazzini. Allora Marta, quella che state sentendo è la voce, come dire, più moderata del quartiere, diciamo, perché noi abbiamo suonato qualche campanello, abbiamo parlato con persone che hanno detto insomma se gli potessi mettere le mani addosso, quindi c'è davvero una rabbia molto forte, anche perché sono persone che hanno dovuto appunto mettere mano a questi danni con spese di tasca propria. Sono indifferenti, sì, è vero. Sono comunque ragazzi, come ho capito sono ragazzini, io li chiamo ragazzate, che però danno fastidio in effetti. Bisogna un attimino capire chi sono veramente e comunque comunicare con loro, parlare con loro e la famiglia, visto che comunque si parla di persone che sono minorenni, vedere un attimino chi sono, far sapere al quartiere i loro volti e un attimino cercare di andare verso a capire il perché fanno questo. Voi fate una richiesta al primo cittadino, al sindaco, perché ci siano più controlli magari di notte in questa via? Ma in questo caso io adesso vedo qualche telecamera? Sì, che tra l'altro molti hanno adesso qua le telecamere, che sono stati anche in questi anni un po' di furterelli, ci sono stati così, quindi molti hanno qua comunque telecamere e tutto. Poi la sfortuna vuole che vieni prima vicino alle telecamere, ma in quel momento, in quel punto non è stata visualizzata bene la cosa. Allora Marta, se siete d'accordo proviamo con lo Skype ad avvicinarci e vi facciamo vedere, eccolo qua, vi facciamo vedere il danno che ha subito questa casa, eccolo qua, ci proviamo.
se si vede, eccolo qua, questo qua. È stato proprio divelto qui, immagino sia bastato un pugno piuttosto che un calcio. Anche qui un calcio. Abbiamo avuto una simile situazione come questa. Vediamo se riusciamo, ovviamente lo strumento dello Skype è uno strumento, eccolo qua, ecco. Eccolo qua. Qui un atto di, vedi, ecco qua. Sta proprio, anzi, ha dato un bel colpo stavolta. Quindi calci e pugni per rompere, distruggere, creare danni alle recinzioni, alle cancellate. E ecco, adesso sta arrivando tutta la famiglia. Marta, questo è un po' il senso di quello che sta accadendo qui a Mignagola. Grazie davvero Anna, ecco vediamo appunto anche i vicini di casa, insomma è chiaro che ovviamente non sono danni enormi ma sono episodi che danno fastidio anche parecchio, del resto lo dicevi tu prima, no? In apertura è l'ennesimo caso perché sono stati vandalizzati i bagni dell'oratorio con il parroco che lo ricordiamo prima di Natale è stato costretto a chiudere i bagni, poi la scorsa settimana di nuovo altri atti vandalici sempre nella parrocchia e nella chiesa, sono state rotte delle prese elettriche, sono state lanciate delle piastrelle, no, contro delle auto in sosta, peraltro sono anche stati identificati dai carabinieri i ragazzini responsabili di quell'episodio. Vedremo quindi a cosa porteranno le indagini per quest'ultimo episodio. Anna, grazie mille e buon lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie, buon lavoro. Continuiamo a parlare di baby gang per un episodio ancora più pesante che si è verificato nei giorni scorsi a Mestre, dove un tredicenne, lo dicevamo prima, è stato picchiato, aggredito, preso a botte da una banda di ragazzini all'uscita di scuola. Abbiamo in collegamento telefonico da Mestre Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Marta, sì, calci e pugni sono quelli che ha ricevuto da questo branco, un vero e proprio agguato, quello che ha subito la settimana scorsa, sabato scorso, 10 febbraio, all'uscita da scuola, anzi dal liceo, perché siamo al liceo scientifico Giordano Bruno in via Bissuola a Mestre, quando intorno alle 12 scondato da un gruppo di almeno 5 ragazzini, tutti minorenni, ha subito un vero e proprio pestaggio. Secondo gli inquirenti, così dal verbale, si è trattato di un pestaggio violento, così dal commissariato di polizia di Mestre di via Carossa intervenuto dopo essere stato contattato dalla dirigente scolastica. Cosa è successo? Prima gli insulti, poi gli spintoni, quindi i calci e i pugni, insomma un vero e proprio agguato, non si sa per quale ragione, non si sa per quale motivo effettuato proprio ai danni di questo ragazzo, che ora si trova ricoverato per i traumi riportati ancora all'ospedale dell'Angelo di Mestre. A scuola oggi non c'è nessuno, o meglio non ci sono gli studenti, non ci sono i ragazzi, in quanto tutte le scuole sono chiuse fino a domani per le vacanze di carnevale, così quindi lunedì, martedì, oggi e domani mercoledì riprenderanno lezione giovedì. Ora cerchiamo di capire se la dirigente scolastica è presente per sentire cosa eventualmente ci può dire. Certo è che ora al vaglio degli inquirenti per questa violenza, per questa tanta violenza immotivata, oltre alla denuncia posta al commissariato di Mestre, anche al vaglio degli inquirenti, dicevo, le telecamere di videosorveglianza dell'istituto, che certamente forniranno maggiori dettagli, anche maggiori dettagli in merito all'identità del branco. Comunque erano tutti coperti con il cappuccio del giubbotto, quindi i volti erano parzialmente coperti ma non del tutto. L'agguato, ripeto, sabato scorso, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Natale. E da Mestre, dal liceo scientifico Giordano Bruno è tutto. Linea a te Marta.
Grazie ad Anna Maria Parisi. Naturalmente torneremo a parlare di questo episodio questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Allora vediamo se siamo già in grado di aprire la nostra prima finestra sul Carnevale di Treviso. Vi ricordo ancora che a partire dalle 14 Antenna 3 manderà in onda in diretta la sfilata del Carnevale. Vedo che abbiamo Lucio Zanato, mi senti Lucio? Se no andiamo in pubblicità e veniamo da te subito dopo, dimmi. È leggermente in ritardo, quindi noi staremo qui ad aspettare, ma nel frattempo, oltre ad avere il Re Carnevale, abbiamo quello che potremmo definire l'imperatore Carnevale. Buongiorno Giancarlo Gentilini, siamo in diretta su Antenna 3 e stiamo aspettando il Re Carnevale, però ho detto adesso bisogna che aspettiamo insieme a Giancarlo Gentilini, perché lui da sempre è imperatore Carnevale. Cosa vuol dire il Carnevale per lo sceriffo? Guarda, per lo sceriffo è un momento di calma e di tranquillità, buttiamo dietro le spalle tutti i pensieri brutti e cerchiamo di vivere la gioia di questo momento. Guarda, la vita va vissuta, oggi è un momento particolare. Poi c'è sempre tutto il divertimento di sapere che arrivano 70-80 mila persone a Treviso, che è tutto organizzato, perché Marta devi capire è tutto transennato il percorso. Attenzione perché a Luna si chiude la città, cioè si chiude il centro storico, per cui si potrà uscire dalle mura ma non si potrà entrare fino almeno alle 19, ci diceva Giuliana che è la responsabile della sicurezza, da stamattina alle 6 tutti quanti in operatività. Però c'è grande soddisfazione, è una macchina che funziona sempre. Funziona perfettamente, perché oggi sopra la città di Treviso esiste una nuvola che è piena di amore. Io chiedo al mio popolo, ai miei cittadini, vogliatevi bene. Oggi è un momento particolare che va vissuto col cuore, con la mente, e ricordatevi che i momenti fantastici come oggi devono continuare. Io ho sempre continuato tutti i carnevali di guerra, di tutto, ma io... Ci vuole sempre un po' di sorriso, insomma. Se ci vuole sorridere, buttiamo a mare tutte le cose brutte. Ma Giancarlo Gentilini, di che cosa si vestirà oggi pomeriggio? Oggi... Da sceriffo? Da sceriffo. Ma la stella, quella volta nel 94 che gliel'hanno regalata, ce l'ha ancora da qualche parte? Eccola qua, guardate qua, la stella di Gentilini dello sceriffo. Quindi diciamo che a Carnevale si vestirà magari con il cappello. Però questa è questa non è una carnavalata, questo è me l'ha data gli Stati Uniti, hai capito? Me l'ha data in North Carolina. Mi ha nominato sindaco honoris causa e io la porto con orgoglio, perché vuol dire che Treviso è conosciuto anche negli Stati Uniti. E adesso credo che il nuovo sindaco continui la mia strada. Sì, perché è una strada... Ce la fa. Ce la fa, quindi... Ma è vero che lei ogni giorno è lì che gli manda lettere, gli dice devi fare questo, devi fare quello, devi fare quell'altro? Sì, sono migliaia di aiuti che gli do, perché ascolta Mario, bisogna fare questo, quell'altro, perché il popolo vuole questo e quell'altro, e lui mi segue, perché c'è bisogno di correre. Io non voglio la gente che cammina lentamente, di corsa, perché bisogna arrivare sempre primi, perché chi è primo resterà sempre primo. Ecco, tornando diciamo così agli scherzi di Carnevale, che scherzo farebbe lei, diciamo così magari, che ne so, proprio al nostro sindaco? No. Senza che ci senta, No. Niente scherzi? No, nessun scherzo. Perché a Carnevale ogni scherzo vale, Sì, no. Ma io ho abolito gli scherzi così.
perché con il sindaco ci devono essere le cose serie e non scherzi. Ecco Lucio, allora grazie intanto per questo collegamento, adesso ci ricollegheremo tra poco quando arriveranno i rappresentanti del gruppo folcloristico trevigiano per la consegna delle chiavi della città del Re Carnevale. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali dal Carnevale di Treviso, che ricordo ancora una volta trasmetteremo in diretta oggi pomeriggio dalle 14. Andiamo a Venezia che si prepara all'evento clou del Carnevale del martedì grasso. Ci colleghiamo al telefono con il nostro Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Marta, a te e ai nostri telespettatori. Allora, tutte le ultime da Venezia. Oggi è una grande giornata intanto perché il tempo meteorologico si è finalmente sistemato, una bella giornata di sole, quindi il Carnevale è pronto a vivere il suo momento clou. Oggi sono attese dalle 50 alle 70.000 persone in città, forse potrebbero essere di più, dipenderà poi anche da come si mette un po' la giornata, visto che comunque è una giornata lavorativa. Comunque Venezia saluterà il Carnevale con il pienone che è già cominciato nello scorso weekend, e c'è chi ha voluto così prolungare la giornata di festa da domenica fino a martedì, quindi un Carnevale che si appresta a concludere nel modo migliore. Poi c'è anche una bellissima notizia per Venezia che è giunta pochi minuti fa, che è stata confermata, non c'entra con il Carnevale ma comunque è un motivo di gioia per Venezia, ed è questa: è stata confermata la visita di Papa Francesco a Venezia, che sarà il 28 aprile in Laguna, una visita storica che è attesa da diversi anni, da almeno 5 anni si dava per vicino questo incontro tra Venezia e il Santo Padre. Il Santo Padre che ha confermato verrà a visitare il padiglione della Biennale della Santa Sede, che peraltro verrà allestito in un luogo importante della città, il carcere. Sappiamo come femminile della Giudecca, sappiamo come Papa Francesco sia attento a queste situazioni anche di marginalità, e per cui sarà veramente una visita di un grande significato, non casuale appunto che per questo incontro si sia scelto questo luogo non sfavillante ma vicino alle persone che soffrono, che hanno vissuto delle situazioni di vita non facili e che stanno cercando di rieducare, perché il carcere dovrebbe essere un luogo che anzitutto rieduca. E poi, dopo aver visitato appunto il padiglione della Santa Sede, che sarà in questo luogo del carcere femminile, incontrerà la comunità ecclesiale, quindi la diocesi di Venezia e probabilmente anche le diocesi vicine. Il programma non è ancora stato ufficializzato nel dettaglio, perché appunto è una notizia di pochi minuti fa. Quindi lo ripetiamo, Papa Francesco sarà a Venezia il 28 aprile. Tornando un attimo al Carnevale, oggi tra gli eventi clou ci sarà anche l'arrivo della Maria 2024, che è stata votata ieri sera al Gran Teatro La Fenice presso le sale Apolline. Silvia Zecchin, 20 anni, di Noare, studentessa in scienze politiche all'Università di Padova, ha ricevuto questo bellissimo riconoscimento e oggi si prepara al bagno di folla, perché verrà presentato ufficialmente nel pomeriggio in Piazza San Marco e sarà così incoronata come Maria del Carnevale 2024, come ambasciatrice della cultura veneziana. Per il resto una giornata di festa che vuole coinvolgere i bambini. Ricordiamo che le scuole sono chiuse, per cui ci sarà un programma molto ricco per i bambini, lo spettacolo Terre Incognite all'Arsenale con i giochi d'acqua e tutto il clou fino a questa sera. Da domani poi sarà tempo
di bilanci di questa kermesse, che comunque ha mantenuto le attese pur il tempo meteo che tra nel weekend e anche ieri non ha certamente favorito un'affluenza così massiccia, e anche il fatto che il carnevale quest'anno è iniziato già a gennaio, a ridosso come festività natalizie, quindi sappiamo che quando il carnevale arriva così presto non è semplice poi allestire una kermesse, anche visto il tempo meteo, visto il freddo eccetera, però un carnevale che possiamo dire tutto sommato ha mantenuto le aspettative. Grazie allora a Lorenzo Maier, una giornata dunque storica per Venezia, quella di oggi, perché proprio nell'ultimo giorno di Carnevale è arrivata, ve lo stavamo appunto raccontando, la notizia della visita di Papa Francesco, che il prossimo 28 di aprile sarà appunto in città. Ed ora cambiamo argomento, parliamo di spopolamento di attività commerciali nei centri storici. Andiamo a Bassano del Grappa con la nostra Sharon Di Carlo, perché la chiusura di tante attività commerciali, di tanti negozi sta appunto allarmando non poco cittadini e commercianti. A te Sharon, buongiorno. Sì, buongiorno Marta e buongiorno a tutti i telespettatori. Io sto passeggiando qui per via Roma con l'assessore Marco Vidale, buongiorno. Buongiorno a tutti. Assessore al bilancio, ricordo, e Renzo Rigò mi sta facendo vedere le immagini, come state vedendo in questo momento, di tantissimi negozi chiusi in questa via. Via Roma, ricordiamo ai telespettatori, è una delle vie più importanti di Bassano del Grappa, una via che porta direttamente al centro storico. Assessore, qual è la situazione? Ma è sicuramente una situazione preoccupante, non bella, perché ogni giorno c'è qualche locale, qualche attività economica che chiude e quindi troviamo molte vetrine sfitte, molte meno luci, e questo sicuramente è un problema sia economico che sociale che di sicurezza, appunto di ordine pubblico. Questo sicuramente non aiuta la città a mantenere il controllo sull'ordine pubblico, e quindi ci impegna molto di più con le forze dell'ordine, soprattutto nelle ore serali, a controllare le zone. Infatti sono tantissimi, Marta, e cittadini che ogni giorno ci chiamano e ci dicono la città sembra più buia perché ci sono tante vetrine che sono chiuse e quindi c'è meno luce, c'è una paura di criminalità in questo momento. Sì, è chiaro, soprattutto durante la settimana, perché dopo durante il weekend il centro comunque si popola nelle ore serali. È un centro che comunque durante i weekend ha sempre qualche attività organizzata dall'amministrazione comunale o comunque con l'aiuto dell'amministrazione comunale, che punta molto e ha puntato molto sul turismo, su eventi che comunque possono essere anche un aiuto indiretto alle attività economiche. Assessore, perché questi negozi chiudono? Qual è il tema? L'affitto? Ma un tema sicuramente è l'affitto, un altro tema è il mercato che cambia, le tendenze che cambiano, e comunque un aumento generalizzato dei costi di gestione che non aiutano certamente un'attività economica a restare in piedi e ad avere marginalità. Poi Marta, ci sono tanti comuni, come per esempio quello di Treviso, che in situazioni emergenziali come queste di chiusura di negozi hanno aiutato direttamente i commercianti e i cittadini. Il comune di Bassano del Grappa, l'amministrazione, come può intervenire? Ma intanto bisogna vedere questi comuni in che modo sono intervenuti, perché l'amministrazione comunale non può di certo intervenire nei rapporti tra privati, ma come abbiamo già fatto ad esempio in epoca Covid, abbiamo aperto un bando di circa 800.000 euro, 2 bandi, per venire incontro, per aiutare le attività economiche che già erano state penalizzate dalle chiusure, e quindi sicuramente qualora ci fossero disponibilità di bilancio, che comunque come amministrazione abbiamo anche noi delle ristrettezze di bilancio, sarà sicuramente uno dei punti che l'amministrazione prenderà in considerazione. Io ringrazio l'assessore Marco Vidale al bilancio. Marta, da Bassano è tutto, vi restituisco la linea.
Grazie Sharon per questo collegamento. Noi credo che siamo in grado di ritornare nell'atrio di Cassugana con Lucio Zanato, perché sta davvero entrando nel vivo il Carnevale di Treviso. È arrivato il Re Carnevale e la Regina, Lucio, per la consegna delle chiavi della città, che dà ufficialmente il via alla grande festa del Martedì Grasso. Esatto Marta, esatto. Riprendiamo la linea dall'atrio di Cassugana ricordando una cosa importantissima, intanto che sono attese dalle 60 alle 70.000 persone, ricordando anche che sono 25 tra gruppi e carri che sfileranno oggi, ricordando che noi saremo in diretta dalle 14, ma io prima che tu concluda mi ricollegherò con te, perché andremo a Piazzale Burchellati, dove si stanno già preparando i primi carri. Però il primo atto ufficiale finalmente, perché devo dire, come tutti i nobili, il re si è fatto un po' attendere, lo facciamo con il passaggio ufficiale delle chiavi della città. Dovete vedere che questo è già una notizia, tanto è vero che Simone, fai vedere i colleghi giornalisti, perché sono tutti quanti pronti a prendere appunti, perché oggi il sindaco Mario Conte per almeno mezza giornata abdica. Oggi cedo il potere al Re Carnevale, perché è la giornata delle maschere, dei bambini, delle famiglie, del divertimento, e anch'io voglio far parte di questa festa, e quindi tutta la responsabilità da questo momento passa al Re Carnevale, al quale però consegno... aspetta. Sì, d'accordo, ma lei come si veste? Io comunque mi vesto da sindaco oggi, mi vesto da sindaco, però la responsabilità, lo dico per i cittadini che devono lamentarsi, si devono lamentare con Re Carnevale, non col sindaco. Però insomma, se vedete vestito così, è il sindaco che si traveste da sindaco, mi sembra molto bene. Allora facciamo la cerimonia ufficiale, il passaggio delle chiavi a Re Carnevale. Simone, fai vedere, perché è una bella responsabilità. Facciamo vedere anche la regina, che ha 23 anni, devo dire che ha molto buon gusto il Re Carnevale. Re Carnevale, allora adesso tutti i problemi suoi. Tutti i problemi miei, solo che non ho capito una cosa, perché questa è la chiave di Porta Cavour e questa è la chiave di Porta San Tommaso, che è più grande, ma non so dove metterla, che non c'è più il portone. Esatto, c'è mezzo portone solamente. Questa naturalmente è la prima, come dire, la prima frecciatina, perché sono sempre gli stessi poi del processo alla vece, attenzione, perché siamo pronti anche per quello, ma non anticipiamo. Allora, passaggio delle chiavi a chi? Passaggio delle chiavi alla regina, perché come in tutte le buone famiglie comanda la regina. Ecco, e così abbiamo ancora una volta raccontato la storia dell'inizio del Carnevale. Però Marta, fammi passare velocemente, perché come abbiamo fatto vedere prima, la firma di tutto questo ce l'ha sempre Giancarlo Gentilini. Allora, l'appello ai nostri cittadini oggi di divertirsi, assolutamente. Oggi è una giornata di festa e io dico a Re Carnevale, ricordati che quella chiave rappresenta la città più bella del mondo. Voglio che oggi parta dalla città di Treviso una ondata di amore, di affetto e di simpatia, perché ricordatevi che oggi sopra la città di Treviso c'è una nuvola d'amore. Ecco, e l'amore è quello che muove tutte le cose. Ecco, con la citazione di Dante direi che siamo proprio a posto. Assile Cagnanza Compagno lo facciamo a metà Quaresima. Marta, io direi che con questo da Cassugana è tutto, ci rivediamo a Piazzale Burchellati. Grazie a Lucio Zanato, con Simone Merlo per la parte tecnica di questo collegamento. Torneremo quindi più avanti a collegarci per vedere l'allestimento dei carri, e poi dalle 14 la sfilata in diretta su Antenna 3. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Grazie per essere con noi in questa edizione, in questa prima edizione che oggi in occasione del Martedì Grasso è più lunga del solito. Andremo avanti infatti fino alle 14, quando poi cederemo definitivamente la linea ai nostri inviati per trasmettere in diretta la sfilata dei carri allegorici di Treviso, quindi diretta dalle 14
14, dalle 14:15 il via ufficiale alla sfilata. Ora il nostro primo approfondimento di questa edizione, che è dedicato ad un tema di stringente attualità, ed è quello del gender gap. Il gender gap tra uomo e donna a livello lavorativo, salariale, ma non solo. Ne parliamo, e li ringrazio davvero per essere qui con noi quest'oggi, con Stefania Golisciani, sindaca di Casale sul Sile. Buongiorno. Grazie per essere con noi, e in collegamento con Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL Belluno Treviso. Buongiorno Paglini, grazie anche a lei per essere con noi. Partirei velocemente da lei, Paglini, con i dati, perché la CISL ha condotto uno studio proprio sul gender gap per quanto riguarda le retribuzioni, e i dati, diciamo, che sono emersi sono effettivamente poco rassicuranti, possiamo dire così. Sì, noi avevamo commissionato una ricerca alla fine del 2020 su dati pre-pandemia, ed emergeva una differenza salariale tra uomo e donna di 1,5 euro all'ora circa. C'era 1,4 euro su Belluno, 1,5 euro su Treviso. Quello che rileviamo sui dati recenti della Regione Veneto è che quel divario, invece di diminuire, e quindi il tema invece di risolversi sta peggiorando, è raddoppiato, perché siamo passati da 1,5 euro all'ora a 3 euro dati ufficiali della Regione. Quindi la riflessione che abbiamo fatto, che stiamo facendo, è che cosa è successo? È successo che nel periodo della pandemia tutto quelli che erano i problemi non risolti, della difficoltà delle donne di accedere al mercato del lavoro, di poter essere riconosciute professionalmente e quindi di poter scegliere liberamente di partecipare alla carriera anziché dover gestire solo ed esclusivamente la famiglia, tutto questo si è amplificato, si è scaricato nel periodo della pandemia sulle donne la gestione dei carichi familiari, della DAD a distanza, degli anziani che erano in difficoltà nella gestione delle case di riposo, cioè tutto quello che purtroppo non era stato risolto si è amplificato, ed oggi abbiamo una situazione che è raddoppiata. Purtroppo siamo a Carnevale, ma non è uno scherzo. Non è uno scherzo proprio. Stefania Golisciani, un tema questo che è stato affrontato domenica anche a Casale nel forum delle attività produttive, che è stato appunto promosso proprio dal comune di Casale per un focus su questo tema, no? Lei tra l'altro è una sindaca, donna, avvocatessa e mamma, quindi insomma una triplice veste, possiamo dire, no? Quindi sa bene che cosa significa dover conciliare questi aspetti per una donna. Sì, sono contenta del fatto che all'interno stesso del forum delle attività produttive, dove sono presenti le maggiori associazioni appunto di categorie, sia emersa proprio la necessità di fare un convegno e di approfondire questo tipo di tematica che, diciamo, oggi sta esplodendo ancora di più, ma che in realtà è abbastanza atavica, perché insomma le donne si trovano in questa situazione, come emerge già da un po'. E fortunatamente nel forum abbiamo delle menti aperte che hanno voluto proprio approfondire questa tematica, e l'abbiamo fatto anche in una chiave un po' diversa, cioè intervistando una serie di donne che hanno trovato la loro strategia per riuscire a conciliare diciamo, la parte professionale con la parte anche familiare, proprio per cercare di dare dei mezzi, delle idee, dei meccanismi, come dicevo prima, delle strategie, proprio per riuscire a barcamenarsi in questa tipologia di problematica. E certo non è che abbiamo trovato la soluzione, ma parlarne è molto importante, perché io ho letto qualche tempo fa proprio un rapporto Censis che parlava per le donne di un talento mortificato, e questa mortificazione che viene fatta nei confronti del talento femminile, perché banalmente le donne sono quelle che si laureano di più, quindi hanno titoli di studi più elevati, quelle che si laureano prima e anche con voti migliori, però come abbiamo visto sono quelle che lavorano di meno e hanno anche meno soddisfazione sul posto di lavoro per quanto riguarda il riconoscimento poi della carriera. E quindi sì, dobbiamo parlare proprio di un talento mortificato. E quello che forse va fatto comprendere è che questa mortificazione di questo talento non è una cosa che riguarda solo le donne o le singole donne che la subiscono, ma riguarda il Paese, perché il Paese in questo modo rinuncia a una sua risorsa preziosa che potrebbe sviluppare, far progredire e quindi portare benessere a chiunque.
Certo, Paglini, talento mortificato, no? Si diceva nei luoghi di lavoro, quindi che ovviamente sono il vostro pane quotidiano, oltre quindi a questo gender gap salariale, che cosa riscontrate maggiormente? La difficoltà delle donne di potersi inserire anche in percorsi di carriera, per il semplice motivo che se devono scegliere nel periodo della maternità o dei carichi familiari perché hanno anziani in casa, di dover accudire e gestire le problematiche familiari, sono costrette a sacrificare la carriera, il percorso professionale e la valorizzazione. Tenga conto che i dati ufficiali dicono che in questo paese una posizione lavorativa su 2 non si riesce a coprire, lo dicono le imprese. Dall'altra parte, sempre dati ufficiali dicono che il 52,8% è il tasso di occupazione delle donne tra i settori pubblici e privati. Ora la domanda è: per quale motivo non riusciamo a creare questo mismatch, al di là della necessità di farlo per tutti, ma in particolare per il mondo femminile, cioè per il mondo delle donne che hanno, come diceva la sindaca, e io condivido assolutamente, perché la nostra ricerca commissionata nel 2020 diceva la stessa cosa, cioè che hanno più tassi di scolarizzazione più elevati, maggiori titoli di studio. Ecco, quello che manca è questa capacità del sistema produttivo privato e pubblico di far incontrare domanda e offerta con una precondizione, che è quella che una donna deve essere messa in condizione di poter scegliere liberamente, di poter fare un percorso di carriera e non dover scegliere di sacrificare il percorso di carriera perché ha da accudire i figli o gestire gli anziani. Oggi siamo ancora un paese in cui determinate attività familiari e anche professionali sono riservate agli uomini o viceversa sono riservate alle donne. Credo che su questo siamo lontani anni luce dalle migliori democrazie europee, cioè i paesi più avanzati. Certo, anni luce indietro, e questo è un problema che emerge, che riscontriamo quotidianamente, no? Nel corso anche del nostro lavoro, da tutte le segnalazioni che ci arrivano. Io vi chiedo solo un attimo di pazienza, perché vedo che abbiamo in collegamento, oggi è una giornata un po' work in progress con i collegamenti, vedo che si è collegato ora da Vicenza Daniele Garbin e gli diamo la linea perché ci sono delle importanti novità per quanto riguarda la adunata degli alpini a Vicenza. Proprio questa mattina in comune è stata firmata la convenzione, no? Daniele, a te, buongiorno. Sì, buongiorno Marta, grazie della linea, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Confermo, siamo proprio nella sala Stucchi del municipio, come il presidente nazionale Sebastiano Favero e Maurizio Pinamonti dell'associazione che si occupa poi della gestione della dunata SRL. Pochi minuti fa è proprio stata firmata la presenza del sindaco. Questa convenzione è un altro passo importante verso l'organizzazione. Proprio sono stati messi i puntini su lei, su quello che riguardano i posti, la dislocazione. Ecco, dopo chiederemo proprio dettagli. In questo momento, ecco, facciamo il punto della stazione con il Presidente. Ecco, è un passo in più verso questo appuntamento di maggio. Certamente è una chiusura, diciamo, seppur formale, ma anche sostanziale, perché è un contratto, una convenzione tra il Comune di Vicenza e l'Associazione Nazionale Alpini, che però opera qui come con delega alla SRL adunata preposta proprio per la parte specifica organizzativa. Un passo grande in avanti, un passo che permette ormai di poter dire che adesso si tratta solo, lasciatemelo dire, di lavorare bene perché questa adunata possa riuscire, come tutti noi speriamo, alla grande. Ecco, confermo innanzitutto l'entusiasmo e l'adesione che stiamo registrando a parte nei siti, nei social, ovvero abbiamo proprio 3 settimane fa è stata aperto un portale internet per le prenotazioni. Si parla proprio di 34 palestre che ospiteranno innanzitutto la parte più importante. Qual è la situazione proprio dell'accoglienza? Siamo già sold out? Sì, siamo a sold out nelle prenotazioni che noi abbiamo aperto sul nostro sito. Abbiamo appunto 34 palestre e abbiamo anche delle aree dove ci saranno attendamenti e accampamenti. Adesso noi momentaneamente abbiamo sospeso le prenotazioni perché stiamo facendo una verifica per trovare nuovi spazi, quindi apriremo credo nei prossimi giorni ancora altre possibilità di prenotazione.
Ecco, diciamo che oggi si è discusso anche di questo delle dislocazioni, comunque si registra un entusiasmo anche sotto altri aspetti. Si vuole dare un messaggio. Vicenza proprio in questo periodo vuole che la presenza degli alpini qui sia connotata con un messaggio che si vuole dare a chi poi verrà, parteciperà e soprattutto alla nazione. Ecco, si è anche coniato un motto. Di cosa si tratta, Presidente? Sì, il motto ogni adunata nazionale si identifica con un motto. Quella di Vicenza, vista anche la situazione che c'è a livello internazionale, è il sogno di pace degli alpini. Ecco, per voler affermare ancora una volta quello che gli alpini sono, quello che questa nostra associazione d'Arma è un'associazione certamente che ha come elemento di riferimento il senso del dovere, ma dall'altra parte ha anche proprio questo sogno di pace legato a quello che gli alpini fanno in termini di solidarietà, di condivisione, di amicizia. Ecco, allora Marta, con questo messaggio di pace e speranza da Vicenza, io ti restituirei la linea allo studio. E grazie a Daniele Garbin e ai suoi ospiti per questo collegamento. Noi ritorniamo in studio e continuiamo a parlare di gender gap. No, stavamo parlando di questa situazione che purtroppo si verifica e che si è ulteriormente aggravata diciamo dopo la pandemia, almeno per quanto riguarda, sentivamo dai dati, l'aspetto salariale, ma non solo. Talento mortificato, no? Diceva lei prima, Sindaca Golisciani, ma allora che cosa si può fare per cercare di progredire, no? Di andare incontro alle donne che non per forza, no? Devono essere costrette a scegliere tra la famiglia e il lavoro, tra l'attività professionale, tra la carriera e il dedicarsi ai figli piuttosto che magari ai genitori anziani? Le risposte sono molteplici. Innanzitutto in Italia diciamo che siamo un po' vittime anche noi stesse donne di quelli che sono degli stereotipi, quindi forse già il cambio della mentalità è un buon inizio. Purtroppo spesso anche quando noi ci approcciamo al lavoro pensiamo che ci dobbiamo approcciare come fanno gli uomini, cioè nelle stesse modalità. Per dimostrare poi di essere più brava dobbiamo lavorare il triplo, e questo è proprio un errore, cioè il quid in più che ciascuno di noi, ma in particolare anche le donne, portano rispetto magari a una posizione similare ricoperta da un uomo, è proprio il fatto di essere magari donna e quindi portare una prospettiva, un tipo di sguardo nuovo. Quindi scimmiottare gli uomini certamente non è la cosa ideale, e quindi c'è necessità innanzitutto di un cambio di mentalità da parte nostra, dal fatto che banalmente noi ci sentiamo perennemente in colpa per quello che magari sottraiamo alla famiglia, magari dandolo al lavoro, e invece bisogna capire che quello che facciamo nel lavoro è importante anche per la stessa famiglia, ma anche per la comunità. Poi parlo in particolare delle donne che sono anche amministratrici. E poi ovviamente, ma questo lo sappiamo da una vita, se ne parla da sempre, c'è necessità di maggiori servizi. Cioè banalmente la donna, per riuscire a conciliare la parte lavorativa con ovviamente quella familiare, ha necessità che vengano messi a disposizione dei servizi, partendo appunto dai servizi che riguardano l'età 0-3, che è quella sicuramente più difficile, in cui la presenza del genitore è fondamentale. Certo. Paglini, per quanto riguarda appunto proprio questo, i servizi nei confronti delle donne, ma parliamo anche per esempio di quelli che sono i congedi parentali, si stanno facendo dei passi in avanti, ma molto resta ancora da fare, se pensiamo soprattutto ai modelli per esempio del nord Europa. Sì, resta da fare molto, come diceva la sindaca, per ragioni culturali, quindi questo è un paese che, pur avendo anche una dotazione oggi normativa, sia generale che contrattuale nelle varie categorie, di permessi a disposizione, soprattutto per i padri, genitori maschi, non sempre vengono utilizzati quei permessi e quella strumentazione che è stata messa a disposizione. Poi c'è un altro tema, che è quello del costo dei servizi, perché oggi gli asili nido ci sono, c'è un problema delle strutture delle case di riposo, perché tra l'altro la popolazione sta invecchiando e quindi probabilmente ci sarà ancora più bisogno di postazioni nelle case di riposo. C'è un problema del costo dei servizi, perché
alcuni di questi sono inaccessibili per una grossa fetta della popolazione e quindi nel momento in cui una famiglia, un genitore, due genitori sono costretti a scegliere chi sacrificare, il 99,9% dei casi riguarda, cioè il sacrificio riguarda le donne, sacrificare nel senso di decidere chi rimane a casa ad accudire i figli o a gestire i carichi familiari perché è un anziano che non sa dove mettere in casa di riposo. Quindi è un problema sia di tipo strutturale legato alla carenza dei servizi che diceva bene la sindaca, sia economico perché abbiamo anche una difficoltà delle famiglie sempre più, si sta amplificando, di capacità di spesa per poter sostenere determinati costi sia di asili nido che di scuole materne che di case di riposo. Quindi il problema è molto vasto e abbiamo iniziato da poco ad affrontarlo, nel senso che la strumentazione che dicevo prima è a disposizione, è una goccia nel mare delle necessità delle famiglie e quindi della possibilità delle donne di poter stare nel mondo del lavoro alla pari degli uomini. Certo, sindaca, un fattore culturale anche prima di tutto, che vede protagoniste noi donne, che vede protagonisti anche i maschi, i mariti, i compagni, anche perché è poi così vero che magari una mamma, potendo stare a casa qualora le sia data l'opportunità, preferisce stare a casa piuttosto che portare il bimbo all'asilo nido. C'è anche questa narrazione, no? nel ruolo di madre, forse non tutte le donne sono d'accordo. Non so da dove è partita questa narrazione, cioè, nel senso che io non ho questo tipo di riscontro. È ovvio che qualsiasi donna, visto che anche il livello di istruzione ovviamente è cresciuto, vuole vedere i frutti comunque dei propri sacrifici, perché comunque studiare, arrivare a certi livelli, come dicevamo prima, le donne per la maggior parte tante sono laureate, quindi è ovvio che si vogliono realizzare anche nel mondo del lavoro. Il problema è che questo viene visto in conflitto con fare figli o appunto avere una famiglia, e l'abbiamo visto anche con il discorso dell'ascesa della natalità. Noi abbiamo fatto un convegno anche su questo, che sono tutti argomenti correlati, perché ovviamente si sposta l'età in cui le donne hanno il primo figlio proprio perché c'è la paura di perdere il lavoro banalmente, e quindi è in questo che bisogna intervenire, altrimenti abbiamo voglia di parlare di denatalità, non cambieremo mai il trend, perché è ovvio che le donne hanno intenzione e vogliono realizzarsi in tutti i settori, come è giusto, come fanno gli uomini, banalmente come fanno gli uomini. Certo, come è giusto che sia, anche se poi alla fine, Paglini, no, nel mondo del lavoro purtroppo è sempre più difficile, no, per le donne. Il tema anche del conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro è un tema sul quale voi come sindacato, no, state insistendo parecchio già da molti anni e che però fatica davvero molto, no, ad entrare in quello che è in quella che è la situazione lavorativa poi che di fatto si viene a verificare nella stragrande maggioranza dei posti di lavoro. Sì, guardi, c'è un fattore culturale sicuramente della donna, come diceva bene la sindaca prima, perché purtroppo veniamo da una formazione di un certo tipo che fa sì che si debba pensare che non accudire un figlio è un senso di colpa. Ci sono asili nido che sono eccellenze, quindi io ho tutti e due figli, li abbiamo messi all'asilo nido e stanno crescendo, diciamo, tra virgolette, normalmente. C'è un problema culturale anche legato però alle imprese, questo ce lo dobbiamo dire con tutta onestà intellettuale, cioè ancora tante imprese piccole e medie, talvolta anche qualche grande impresa che vede la maternità, che vede l'investimento in un percorso lavorativo delle donne, valorizzando anche la dotazione genetica. Non lo dico io, non sono un esperto, però ho sentito una professoressa di economia di genere che dice che la dotazione genetica delle donne è superiore a quella degli uomini, quindi investire sulle donne nei percorsi professionali darebbe benefici anche alle aziende e a tutto il mondo del lavoro e dell'economia. Quindi c'è un problema culturale anche di come le imprese investono nei percorsi professionali di formazione delle donne. Quindi bisogna creare quelle condizioni affinché tutti siano messi in condizione di poter scegliere liberamente, perché se una persona, maschio o femmina, decidere di accudire i figli anziché fare un percorso di carriera, è libero di poterlo fare con le condizioni uguali per tutti, quindi non più
la necessità di dover scegliere forzatamente, e magari anche con contratti normali, uguali per tutti, perché se noi andiamo a vedere i dati delle forme di contratti di lavoro, anche lì ci sono purtroppo situazioni di diversità abissale. Non aggiungo elementi perché sennò abbiamo bisogno di un'altra trasmissione, perché c'è tutto il mondo dei giovani degli under 30 che in qualche modo si sovrappone alle difficoltà delle donne di poter lavorare, di poter investire. Quindi abbiamo situazione in questo paese che è purtroppo lontana da quello che diceva lei, le migliori condizioni del nord Europa, delle democrazie avanzate. Chiaro, perché poi c'è tutta la questione retributiva dei giovani, che anche questo aprirebbe un altro capitolo che richiede sì effettivamente un'altra trasmissione. Stefania Golisciani, lei appunto dicevamo all'inizio è una mamma, è un'avvocatessa, è anche una sindaca. Che cosa possono fare i comuni? Perché anche le amministrazioni comunali hanno un ruolo molto importante, no? in questo senso. Forse hanno le mani un po' legate, però pensiamo per esempio alla questione degli asili, no? Delle strutture per l'accoglienza dei bambini più piccini. Sì, noi fortunatamente, io parlo per quanto riguarda il mio comune, abbiamo un nido comunale al quale è iscritto anche mio figlio e ovviamente a seconda delle fasce di SEPO il comune interviene per integrare la retta, però è vero, i costi sono ancora molto elevati e il comune partecipa anche per buona parte, però le risorse del comune sono quelle. Noi l'intenzione è mettere a sistema anche altre tipologie di servizi che possano accompagnare la donna soprattutto nei primi mesi della nascita, però io quando bisogna decidere, lei sa che i servizi che offre il comune sono molteplici e lo vedo che quando bisogna decidere dove tagliare c'ho l'assalto un po' al nido, sa? Perché comunque noi da anni che copriamo anche l'adeguamento Istat, quindi la retta è ferma da almeno una decina d'anni proprio per non andare ad impattare sulle famiglie. Però lei sa che comunque alla fine le risorse del comune sono quelle, quando bisogna tagliare c'è sempre la propostina, ma tagliamo lì e noi battiamo appunto che quella parte non la tocchiamo, proprio perché viva Dio, se si parla oggi di denatalità, di favorire la conciliazione lavoro-famiglia e aiutare le famiglie, proprio è da lì che bisogna partire. È vero che non è ancora abbastanza, però quello che possiamo fare lo mettiamo in campo. E questo senz'altro è davvero importante ed è come dire, un nervo scoperto, no? Per tante amministrazioni comunali purtroppo che vorrebbero fare, ma le risorse sono quelle che sono. E Paglini, per chiudere, perché abbiamo ancora proprio 2 minuti, volevo aprire molto velocemente l'aspetto collegato a questo che ci riporta dai bimbi agli anziani, perché alla fine la denatalità, e lo stiamo vedendo, sta avendo le sue conseguenze forse anche più impattanti nella nostra società sulle pensioni. Si sta innalzando sempre di più l'età delle pensioni perché i giovani che lavorano sono sempre meno, quindi alla fine è come dire, no? un serpente che si morde la coda e che rischia davvero di far implodere l'intera nostra società. Assolutamente sì, siamo al prossimo a un cortocircuito. Un plauso alla sindaca di Casale sul Sile per le priorità, perché io credo che in questo paese governi e parlamenti di qualsiasi colore essi siano devono mettere come priorità il sostegno alle famiglie, per quello che dicevamo prima. Quindi se ci sono sussidi da distribuire, io non voglio dire una bestemmia, ma non è possibile che per i servizi all'infanzia e agli anziani si usi il criterio del reddito, anche perché poi non tutta l'evasione è scoperta, per cui abbiamo anche diversità nei redditi. È vero che c'è l'ISEE, che è uno strumento che riequilibra come dire, il reddito disponibile delle famiglie, però se noi andiamo a vedere le grandi democrazie europee dove funzionano il welfare, i servizi sono per la maggior parte gratuiti sia all'infanzia che agli anziani. Quindi credo che il tema della demografia sia un tema che ci vede solo all'inizio di quello che saranno gli effetti, perché se adesso noi abbiamo un problema di gender gap e di capacità delle donne di poter stare nel mondo del lavoro, con la società che invecchia e quindi con maggiori anziani, pensate solo che fra 20 anni in Veneto ci sarà il doppio di popolazione non autosufficiente, quindi vuol dire che da qui ai prossimi 20 anni
raddoppieranno il numero di non autosufficienti, se le strutture pubbliche non sono in grado di gestire questa situazione, chi è che potrà gestirla? Si scaricherà sulle famiglie o sulle badanti. Quindi c'è un tema legato alla demografia che è quello di gestire l'immigrazione, ma anche qui avremo bisogno di un'altra trasmissione. Perché poi alla fine sono tutti temi legati, no? uno con l'altro, e sono poi peraltro le problematiche più stringenti che in questo momento stanno vivendo tutte le famiglie. Per chiudere un messaggio flash, sindaca, alle giovani donne che magari ci stanno guardando, che hanno voglia di fare carriera, che hanno voglia di impegnarsi nel lavoro, hanno voglia anche di mettere su famiglia, magari perché no, di impegnarsi anche in politica, di impegnarsi nel fare qualcosa per il proprio territorio, per il proprio comune, come ha fatto e sta facendo lei. No, io lascio magari con un aneddoto. Quando io ho cominciato, noi stavamo lavorando un po' al rifacimento dello statuto, e mi ricordo che quando inserì la norma relativa alla giunta, quindi che almeno il 40% fosse del genere meno rappresentato, mi fu fatta la battuta: ma non troveremo mai delle donne che verranno in giunta e che dedicheranno il tempo alla politica? Beh, io la maggioranza dei miei consiglieri sono tutte donne e ce l'ho donne in giunta, conclusamente siamo in 3 su appunto 6 appunto che siamo in giunta, quindi insomma mi sa che forse questa narrazione deve cominciare un attimo a cambiare, perché non è così. Le donne si vogliono impegnare, sono altri tempi e non sono così disposte sempre a stare nelle retrovie, ed è una perdita per il paese se stanno nelle retrovie, è questo che bisogna spiegare. Certo, grazie. Io la ringrazio davvero e la ringrazio anche per questo bel messaggio alle ragazze che credo condivideranno. Grazie mille allora a Stefania Golisciani, sindaca di Casale sul Sile, grazie a Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL Belluno Treviso. Buona giornata e buon lavoro. Noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali che quest'oggi andrà avanti fino alle 14 per poi trasmettere in diretta la sfilata dei carri mascherati di Treviso, e proprio dalla zona di allestimento dei carri alla partenza Piazzale Burchiellati ci chiede la linea il nostro Lucio Zanato con Simone Merlo per la parte tecnica. Lucio, a te. Marta, intanto dimmi quanto tempo ho. Ma facciamo intanto qualche minuto, poi dopo ritorniamo, no? Tanto voi siete lì pronti con tutto l'allestimento, lo ricordiamo, no? Perché Antena 3 trasmetterà in diretta, quindi le nostre telecamere dalle varie postazioni, dalla partenza, ma poi anche dalle mura e da Piazza Duomo seguiranno l'intero andamento della sfilata per il pomeriggio. Intanto a te Lucio, poi dopo ritorneremo ancora. Tu quando hai bisogno che ti ridia la linea basta solo che mi chiami, intanto io parto perché guarda qui l'atmosfera è caldissima come si dice in gergo. Allora sono con Nicola Rigoli che è l'organizzatore, quello che ha messo giù le transenne, ha preparato il palco, ha fatto i sopralluoghi, ha salutato anche quelli che hanno messo i bagni chimici, perché è molto importante anche questo, voi non lo sapete, però con una sfilata dove sono attese 70-80 mila persone sapete che se venite sulle mura non c'è bisogno di andare a cercare bar per i bagni, perché i bagni sono stati messi. Come siamo messi invece a pochi minuti dall'inizio? Bene, dopo un grande lavoro funziona anche la prenotazione del meteo, abbiamo prenotato 15 gradi, la giornata è di sole, tutto sta funzionando alla grande, stiamo aspettando a Treviso, speriamo almeno 50-60 mila persone a dare un premio al lavoro, prima di tutto di tutti quanti i carristi, le donne, tutti quelli che hanno Ricordiamo lavorato. Quanti carri, quanti sfilata? Abbiamo 25 carri, sono 19 gruppi e 19 carri e 6 gruppi in maschera, dunque premete il pulsante di Antena 3 Evento, seguiteci in diretta, sarà una giornata veramente stupenda. Grazie, intanto lo lasciamo fare perché non so se vedete, stanno continuando a mettere giù le transenne, però dovete sapere che durante questa diretta non è che parlerò sempre solamente io, c'è anche Paolo Mouton che è la voce ufficiale del Carnevale. Ciao Paolo. Allora, tu sai che sei la mia voce alternativa, nel senso che quando non parlerò io si sentirà te dal palco.
secondo te qual è il carro più bello? Tac, vado subito al dunque. Semplice, il più bello. Quindi sei imparziale. Obbligatoriamente sono imparziale, ma senza l'obbligo, perché sono tutti belli, per quanto mi riguarda sono tutti belli, perché c'è dedizione, c'è tantissima passione e si respira con l'entusiasmo che questi carristi e tutti i figuranti danno, con l'entusiasmo che dimostrano poi sfilando. Ecco, tu sei la voce del carnevale un po', diciamo così, storica. Secondo te quanto importante è il carnevale per la gente, per riuscire a scaricare un po' la tensione, per vivere un pomeriggio di divertimento? Hai detto tutto, scaricare la tensione e arrivando qui, cercando parcheggio, perché Treviso è occupata in ogni ordine di posto a livello di parcheggi auto, si respira a vedere questo flusso di trevigiani e non soltanto trevigiani che arrivano, perché è un pomeriggio importante, scaricare la tensione. E secondo me non servirebbe un carnevale per scaricare la tensione, dobbiamo saperla scaricare quotidianamente, ma oggi è l'ultimo di carnevale e pertanto approfittiamone. Senti, ma di che cosa ti travestirai? Da Paolo Mouton. Perfetto, quindi tutti... qui prima ho chiesto al sindaco, si veste da sindaco, lui si veste da speaker ufficiale del carnevale, insomma, buon lavoro, ci sentiamo dopo. Grazie Lucio, però c'è il presidente di giuria, c'è il presidente di Marco Varisco qui in diretta. Sì, vieni qua, Marco Varisco, presidente di giuria. Siamo in diretta, quindi non puoi sbagliare. Attenzione. Ho già sbagliato a essere qua, no? No. Sarai imparziale? Ma certo che sì, l'importante è che sia una giornata di colori, di festa, è quello che abbiamo bisogno in questo momento. Senti, ma se tu dovessi fare una cosa lavorando il vetro pensando al carnevale, in questo momento cosa immagineresti? L'ho già fatta, credo, no? Per il vincitore, quindi... No, non dirla, ho detto adesso cosa immagineresti? Qualcosa di colorato, sicuramente. Quindi vetro colorato. Esatto, sì. Certo. Però sempre la mano, perché voi dovete sapere che lui è un artista del vetro e quando vedrete anche cosa viene donato, diciamo così, al vincitore, il trofeo, capirete perché le sue mani sono veramente d'oro, anzi di vetro. Grazie, gentilissimo. Grazie. Va bene, allora questo è il presidente, la voce ufficiale l'abbiamo presentata e il resto lo faremo nel corso di questa giornata, di questo pomeriggio, però chiaramente noi adesso andiamo a trovare un po' di persone. Allora, buongiorno. No, siamo in diretta. Ma perché qui? È perché il bimbo non aveva mai visto i carri. Bene. Ecco, basta, non c'è altro. Ecco, complimenti per i capelli, Andiamo avanti ancora e troviamo invece un po' di altre persone che stanno preparando. Qui ad esempio ci sono i domenicani, però devo dirvi... Ecco Lucio, qua. Scusami Lucio se mi Simone, senti, allora che tu... Ecco, allora, vediamo le gambe della signora. Allora, intanto che tu cerchi un po' di persone in attesa dei carri, io ora vado al nostro prossimo ospite, poi ritorniamo ancora da te, così vediamo anche i primi carri che cominciano ad arrivare a Piazzale Burchiellati. Grazie intanto a Lucio Zanato e Simone Merlo, perché oggi insomma è il martedì grasso e quindi abbiamo queste incursioni all'interno del nostro telegiornale dal Carnevale di Treviso, che appunto trasmetteremo poi in diretta con la sfilata dei carri mascherati. Ora parliamo di un tema sicuramente di tutt'altro genere, ma di grandissima attualità anche questo, perché domani è il mercoledì delle ceneri, ma è anche il 14 febbraio, giorno di San Valentino, e l'Unlights di Treviso, proprio in occasione della festa dell'amore, della festa degli innamorati, ha deciso di riproporre un'iniziativa molto importante. Ne parliamo con la dottoressa Francesca Farina, infettivologa e vicepresidente dell'Unlights di Treviso. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a lei e a tutti. E grazie intanto di aver trovato tra i 1000 impegni che anche lei ha quest'oggi questi minuti da dedicarci. Allora, vogliamo spiegare a chi ci sta seguendo da casa in che cosa consiste questa iniziativa? Certo, domani pomeriggio, sera, saremo in centro a Treviso, in Piazza dei Signori, con un gazebo.
nel quale proporremo ai cittadini e alle cittadine, o meglio sia maggiorenni ma anche minorenni se accompagnati dai genitori, un test per l'HIV rapido e gratuito. Il test è un test indolore, è anonimo e viene effettuato strofinando sulle gengive tipo un cotton fioc, una palettina, e l'esito lo abbiamo in 15 minuti. È un'occasione con la quale noi vogliamo porre l'accento su cosa? Sulla necessità, sull'importanza del volersi bene. Per questo abbiamo colto un po' il momento del 14 febbraio, quindi la giornata dell'amore. Volersi bene vuol dire cosa anche? Vuol dire prendersi cura anche di se stessi, della propria salute. Ecco perché abbiamo proposto, come ormai facciamo ogni anno, questo test gratuito. La cosa importante, la cosa in più, diciamo, che si verifica per quest'anno è proprio il fatto che possiamo essere presenti in centro, in Piazza dei Signori, mentre negli anni precedenti abbiamo offerto il test in malattie infettive. Quest'anno siamo riusciti ad andare dai cittadini e dalle cittadine per rendere possibile sottoporsi al test anche durante una passeggiata. Ecco, quindi questo sicuramente è come dire, ancora più importante, proprio perché non serve venire all'ospedale, quindi chi domani si troverà a fare una passeggiata in centro, magari proprio in occasione della festa di San Valentino, può approfittare di questa opportunità, che l'abbiamo visto prima nelle immagini. Questo test è davvero una cosa assolutamente non invasiva, indolore, è molto simile, possiamo dire, no, dottoressa, a quei tamponi fai da te per il Covid ai quali ci siamo ormai abituati, no, negli ultimi anni. Anche meno fastidioso, devo dire, perché semplicemente viene strofinato sulle gengive. L'importante è non bere e non mangiare per 15 minuti prima del test. Ecco, quindi questo è una cosa effettivamente molto semplice che possono fare tutti. Per quanto riguarda i dati, dottoressa, relativamente appunto all'infezione da HIV, purtroppo è un'infezione della quale si è moltissimo parlato negli anni passati, quando l'AIDS faceva davvero molta paura. Poi con l'arrivo fortunatamente di farmaci che consentono come dire, di controllare la malattia, si è un po' persa l'attenzione, si è un po' sopita l'attenzione su questo virus. Che cosa quindi possiamo dire invece per quanto riguarda proprio i dati e i contagi nel nostro territorio? Allora, abbiamo i dati aggiornati del 2022, purtroppo non abbiamo ancora quelli del 2023. A livello italiano sono state diagnosticate 2000 nuove infezioni da HIV su tutto il territorio. Nella provincia di Treviso, quindi nella Marca trevigiana, abbiamo avuto 30 casi. Certo, rispetto a 30 anni fa si prende in diminuzione, però sono dei numeri ancora importanti. E soprattutto una questione molto importante che riguarda l'infezione da HIV è l'esistenza di un sommerso. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una quota di persone che ha l'infezione ma non sa di averla, per cui la può trasmettere con i rapporti sessuali. Così come un'altra questione importante è che molto spesso le persone arrivano tardi ad avere la diagnosi, quando quindi sono presenti già dei sintomi importanti. Questo abbiamo visto sia a livello locale che nazionale, che accade in più della metà dei casi. Dunque il nostro obiettivo qual è? È proprio quello di sensibilizzare le persone a presentarsi a fare il test, perché è una malattia, è un'infezione per la quale esiste una terapia, come lei accennava prima. Nel momento in cui una persona sa di avere l'infezione da HIV, esistono dei farmaci che consentono di fare una vita assolutamente normale. Se invece non ci si cura, la mortalità è piuttosto alta e ovviamente si possono contagiare anche altre persone.
Quindi l'obiettivo è proprio questo, di sensibilizzare le persone, cittadini e cittadine, a prendersi cura di se stessi e anche degli altri, proprio nel giorno dell'amore. Un'altra cosa importante che voglio aggiungere è l'invito, insomma, all'utilizzo del preservativo, che ad oggi rappresenta di fatto lo strumento per difendersi, insomma, per proteggersi sia dall'infezione d'HIV che delle altre infezioni sessualmente trasmissibili. Certo, anche perché purtroppo non esiste una vaccinazione, no, per l'HIV. Non esiste un vaccino, esistono solo delle terapie molto efficaci. E quindi questo è come dire, un elemento ulteriore per sottoporsi al test, proprio perché la diagnosi tempestiva consente anche di avviare tempestivamente queste terapie che fanno veramente la differenza, no? Sia in qualità della vita, sia nell'evitare di contagiare altre persone, sia per bloccare la progressione. Assolutamente, assolutamente. Di fatto, venendo a conoscenza dell'infezione, ci si sottopone alla terapia e la vita può essere vissuta come prima, insomma, senza anche nell'ambito delle relazioni di coppia, perché un dato molto importante che ormai è ben consolidato è relativo al fatto che se il virus nel sangue è azzerato grazie ai farmaci, questo ci consente di non contagiare il partner, per esempio. Quindi certo, è proprio la dimostrazione del fatto che le terapie sono veramente efficaci. Certo, senz'altro. Allora ricordiamo, domani giorno di San Valentino in Piazza dei Signori dalle 17:30 ci sarà questo gazebo dell'Unlights nel quale, in forma del tutto naturalmente anonima, è possibile fare questo test indolore e non invasivo. Grazie davvero alla dottoressa Francesca Farina, infettivologa e vicepresidente dell'Unlights di Treviso. Una buona giornata e un buon lavoro, dottoressa. Grazie anche a voi. Grazie, grazie. Allora noi ora vediamo dalla regia se riescono, eccolo qui, lo vedo di nuovo, abbiamo il nostro Lucio Zanato in postazione, tutto pronto. Allora siamo in Borgo Mazzini, no? Dove tra poco partirà la sfilata dei carri di Treviso. Lucio, a te. Sì Marta, allora in gergo alpino questo sarebbe l'assembramento, cioè il punto dove poi comincia lo sfilamento, come si dice, ma qui ovviamente la sfilata è una cosa diversa, non sono gli alpini ma sono i carri, ma soprattutto i gruppi di carnevale, e allora vi facciamo un breve anticipo. L'anticipo ce lo fanno i ragazzi degli anni 50, quindi sono tutti, vedete, appena diciottenni e sono di Silea, quindi loro amano molto l'acqua e di conseguenza hanno fatto il mare e i suoi tesori. Intanto presenti, chi è il capo qui? Io sono Antonio. Antonio, ma Antonio, voi praticamente ballate camminando? Allora, noi balliamo camminando e abbiamo dei piccoli balletti dove praticamente vogliamo rappresentare il mare quando è calmo, quindi gioioso, tranquillo, il mare quando un po' si inaltera e quindi diventa un po' più burrascoso, e un mare in tempesta, no? Un mare in tempesta dove fa danni, mareggiate e quant'altro. Ma questo qui serve per gli spaghetti? Questo serve per gli spaghetti, non sono Tritone perché io sono Antonio, logicamente. E qui intorno ve li siete costruiti voi questi? Allora, ce li siamo fatti, tutti quanti abbiamo collaborato, ci siamo ritrovati. Quanto vi siete divertiti? Ma noi ci divertiamo da quando siamo nati, è adesso che non sono capaci di divertirsi. Allora adesso ci accennate un po' questo ballo. Un balletto così. Questo è Marta, stiamo spoilerando un po', però, perché questo è il terzo gruppo che si esibirà nel corso di questo sfilamento che comincia dalle 2:15, certo, dalle 14:15, scusa. Allora vediamo un attimo. Vediamo le fasi, quindi il mare calmo, tranquillo, poi il mare un po' Ma lo facciamo in velocità? Lo facciamo in velocità. Stile Sanremo, secondo Stile Sanremo e via, dai, pronti? 1, 2, 3. Allora vediamo questi. Via. Eccoli qua, questo è il mare calmo, giusto? Esatto. Ecco. Okay. Poi c'è il mare un po' poi più. Poi abbiamo il mare così un po' più vorticoso, no? Che allora ci sarà il giro, quindi il mare tormentato un po', quindi facciamo il giro. Ecco, qui il mare tormentato, tutti in giro.
Ma questa sembra più una ginnastica dolce. Sì, esatto. Ecco, allora, giusto per dire, no, voi vedete la ginnastica dolce la mattina da noi e adesso lo fate per Carnevale. Adesso c'è il mare burrascoso. Attenzione, no? Che qui... Ecco, occhio non prendere gli strappi perché... Ecco, per queste cose... Adesso c'è il mare praticamente che si ricalma, che diventa tranquillo, quindi di conseguenza gira, no? E alla fine diventa dolce perché è rispettoso, fa l'inchino. Quante volte avete provato? Pochissime. Oh, sicura? Sicura. Tutto bene? Tutto bene. Mi raccomando perché sa che vuol poco. Sì, il pavimento è duro. Mi raccomando. Ci prendi in giro. ma alla vostra età chi ve lo fa fare? Ma guarda, il divertimento è la cosa che non deve mai mancare a nessuna età, per cui tranquilli. Ma se gli avessero detto quanti anni ha adesso? 65. Se gli avessero detto che a 65 anni si sarebbe fatto le onde sulle guance? Non lo so, mi sarei fatto una bella risata. E visto che siamo a Carnevale ridiamo anche noi. Mi pare, Marta, che hai bisogno di nuovo della linea per chiudere oppure posso andare avanti? Dimmi tu. Guarda Lucio, abbiamo veramente altri 40 secondi perché poi dopo abbiamo da lanciare la pubblicità, il meteo e poi alle 14 appunto inizieremo la diretta vera e propria dedicata appunto alla sfilata dei carri. Allora in 40 secondi vado da questi giovani. Voi siete di dove? Buongiorno, siamo in diretta, eccoci qua. E allora? Di Amici di Merlengo. Amici di Merlengo, qual è la coreografia? Cioè cosa fate? Danzate, ballate? Sì, facciamo balletti e... Complimenti per il costume, fatto voi? L'ha fatto lei? Chi è che ha fatto i costumi? No, sono le ragazze. Le ragazze che hanno fatto i costumi. Allora, quanto ci avete messo per fare questi costumi? Non ho fatto i costumi. Ma cioè, non li ha fatti nessuno questi costumi. Però... Annalisa li ha fatti. No, è che in realtà, Marta, sono tutti un po' così. Finché non partono... ho 30 secondi e quindi guardatevi questi costumi. Ti ridò la linea, Marta. E avete già capito che sarà un pomeriggio da divertirsi e da raccontare tutti quanti. Simone, fai vedere un po' di bellezza a te, Marta, e ci rivediamo dalle 2 in diretta qui su Antenna 3. Grazie allora a Lucio Zanato. Tra poco dunque la diretta. Ricordiamo quelle che sono le indicazioni che sono state date dal Comune e dalla Polizia Locale per quanto riguarda la viabilità e i parcheggi. Trovate tutto nel sito del Comune. L'invito è quello naturalmente ad utilizzare il più possibile il mezzo pubblico, la bicicletta per chi non ha molta strada da fare, vista anche la bella giornata di sole. E a tutti buon divertimento in questo martedì grasso di Carnevale. Chi non potrà andare di persona in città a Treviso per seguire la sfilata, così come in tutte le altre manifestazioni che ci sono oggi pomeriggio nelle varie città del Veneto, potrà seguire direttamente da casa propria in televisione la sfilata dei carri di Treviso con questa nostra lunga diretta a partire appunto dalle 14. Grazie dunque ancora per essere stati con noi, vi lascio alle previsioni del tempo con il nostro meteo e dopo il Carnevale. Arrivederci, buon pomeriggio. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Tempo via via più stabile grazie al graduale ritorno dell'alta pressione. Vediamo il dettaglio di martedì 13 febbraio. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento. Non si escludono locali riduzioni della visibilità in pianura e in qualche fondovalle, specie nelle ore più fredde. Sulle Dolomiti il pericolo di valanghe sarà marcato, grado 3 della scala. Temperature in aumento, valori superiori alla media del periodo, minime tra 4 e 8 gradi, massime tra 13 e 15 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole con cielo in genere poco nuvoloso, non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Il tempo risulterà piuttosto soleggiato, tranne nubi residue lungo la cresta di confine. Temperature minime sui 5 gradi, massime intorno ai 14. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Tremonti, impianti professionali per saldatura e taglio, riparazioni, taratura e calibrazione impianti a Montebelluna.